L'incendio alla Roncadin di Meduno è veramente uno dei fatti più gravi accaduti ultimamente. Parliamo di una delle più grandi aziende del Friuli Venezia Giulia nel comparto della produzione di prodotti alimentari, una fabbrica che dà lavoro a centinaia e centinaia di persone in una zona difficile come quella montana, una leader mondiale, un'azienda leader mondiale per la produzione di pizza e non solo, e questo incendio che la devasta, che la mette veramente in ginocchio. Ho appena parlato con il fondatore, con Edoardo Roncadin, mi dice che 2/3 della fabbrica è inagibile e comporta un duro colpo all'economia della nostra regione. Abbiamo già attivato le linee per quanto riguarda la parte dei lavoratori, gli strumenti legati agli ammortizzatori sociali con la collega Pannariti. Con le attività produttive stiamo vedendo adesso, aspettando che finisca il dato emergenziale, poi partiremo con un tavolo con l'azienda. Di questo ci siamo già dati appuntamento per il pomeriggio e da domani inizieremo a capire come poter agire per dare immediate risposte a questo importante stabilimento, in modo da poter cercare di far tornare al più presto a livello produttivo questa azienda.